hai fatto un buon servizio. Luciano, scusa. Altrimenti no, e finisco. Sì, no, ma mi hanno detto che c'è il Presidente del Consiglio in linea, scusa. In linea? Perché siccome telefona, non so se ha telefonato anche a Rete Veneta. Pronto? Presidente. Mi sentite? Buonasera Presidente. Buonasera a lei e buonasera a tutti i suoi ospiti. Buonasera. Ma è una sorpresa averla anche a Rete Veneta, francamente non immaginavamo che chiamasse anche noi. Mi è stato detto dai miei collaboratori di sintonizzarmi sulla vostra rete. Sto vedendo una trasmissione disgustosa e mistificatrice, con una conduzione spregevole, turpe e a tratti ripugnante, oserei dire. Ho sentito delle tesi false opposte alla realtà e dei servizi televisivi lontani dal vero. Io ho una relazione stabile, come ho già detto, non ho mai pagato nessuno, al contrario magari di alcuni esponenti della sinistra che non dispongono del mio fascino. Ma noi non Lei la deve smettere di interrompere quando una persona sta dando una spiegazione conseguente ad un misfatto di informazione come lei ha appena fatto nella sua trasmissione. Io questa sera non potevo sottrarmi dal chiamare perché non riesco a tollerare che in una trasmissione televisiva si dicano certe menzogne che discreditano il governo ed il suo Presidente del Consiglio. Concludo. Invito cordialmente gli esponenti del mio partito, lì presenti, a lasciare quel postribolo televisivo, essendo loro carne da macello di una conduzione faziosa che si rifà al modello sovietico. Non pensavo... Si ravveda. Mi lasci parlare un attimo. Non pensavo che una rete seria, qual è la RAI, fosse schierata fino a questo punto. Crivio. Presidente, guardi che ha sbagliato canale, questo è Rete Veneta, non so, lei a chi ha telefonato? Non è Anno Zero? No, non è Anno Zero, questo è Focus. Scusi, ho sbagliato numero, non me ne voglia. Arrivederci, grazie, buonasera, buona continuazione. Allora, per sdrammatizzare un po', perché insomma, siccome sono vicende tragicomiche, abbiamo sentito Berlusconi imitato magistralmente dal nostro amico Alessio Trentin, che è un giovane imitatore e che adesso abbiamo in studio e che ha già imitato altri personaggi della politica. Sembravi proprio lui, sembravi proprio lui. Mi consente, io la ringrazio, direttore, per i suoi complimenti. Stavo per dirti, no, si contenga. No, si contenga lei, direttore, si contenga lei.